Teatro Trentino, mezz'ora in platea. Quel che noi credeva Lori di Mario Paoli. Personaggi ed interpreti: Nardo Livio Tomasi, Beniamino Gaetano Castelli, Lisandro Silvio Castelli, Adamo Giuseppe Agostini, Severino Mario Moser, Bruno Sebastiano Castelli, Nibali Enzo Bombardelli, Pino Andrea Castelli. L'azione prende le mosse dal municipio di un paese del nostro Trentino dove si svolge il dialogo che ora andiamo a sentire. Finiscela, se no te cavo la gnagnera. Piuttosto che resta chi a solfrinar, l'è meglio che la sentenar. Se farei i conti con sopare. Ad capì? Adesso mochetela e guarda che la replica non la te passa slissa. Noi me batte fuori dalla testa che sia sta sopare a mandarlo a Pascolo su da quella. Ma è per cosa, po'? Non che vuol mica la scienza di Salomone, a capirlo no. Bisogna sapere che dopo la vega del ieri sera a sessione, sopare del Matelat, la damo dei grassi, la budita qualchedun che lo saria sta bom de farghe stagnare al signor Lisandro quelle 4 snasate che il gadat. E giureria che la manda apposta Sofiole il Crespin a Pascolo su da quella. Anche per farghe dispetto per la questione che il capo comune e voleva mettere il bando al Pascolo del Palusero. La saria grossa. Grossa o no, credo che la sia così. Ma il Matelat da quella non torna più, opino, perché godanna scorlata che se la ricorda per un pezzo. Sentì, Monardo, za che se chi. Saria ben che me sapesse dir se lei tutte le giornate degli uomini che ha lavorato per la menada su selva, perché non vegna fora rutipo no. Che vedia? 8. 4 al cianci dei slissi, 4 al menec dei guardi, Buon, 4 vos fradel, 4 al checo, 4 al Toni del Mulador, buon, una giornata vos cugnal Giordano e mezza giornata per il gustile e il checolo del mas. Val ben? 4 e 4 8 e 4 12 e 4 16 20 e una 21. Piam, e manca una? Guarda che do mese. Ah sì, bravo. Bondi digo, me pare che quando arriva al capo comune se podrían 14 il disturbo di saludare, intendi? Ero chi drevo a scriver. Ben arriva, signor Lisandro. E mi gaidava il segretario? Cosa brontolè? Sì, gaidava il segretario a controllare le giornate per non far giusti coi conti. Quando che arrivo mi è sempre drio a lavorar, pori cani. E vorria che fu sempre tacà. Non mettere mica in dubbi che non si faga il suo dovere. Oh, cosa vi salta in mente? So ben che fai tu voi. L'avesa dimmi di volte? Sì, anche che scorlè la suca. La colonna del comune se voi, i misteri del comune fe tutti voi e guai a Dio se manchesse voi. Bandero. Sì. No, non stai scaldarvi, no, da bravo. Le poteria far mal. E voi, compare, sapelu se ne tra i vostri affari. Vos spostano un lechino. Si paga e si può pretendere che feghe il vostro servizi. Quanto a quello... Oh, dico sì e basta. Beh, come vuole compare. Ma dato che avete gusto a darmi da tabacare, vi posso dire che se non che fosse a me, che non se indormenza, a sta ora le vigne del vostro Piganel le saria peso che tempestate. La cosa di sé? E non è né come, né cosa, né quando. Per informazione potete rivolgervi al suo segretario. Elo e vi sapere a dire se ho ragione o torto. Mettela via, Nardo. Neanche se mi stroppa la bocca. Non posso soffrire che mi strapassa quando che fago quel che ho da fare, verzeghita. Oh, ben po'. Cos'è lo sti misteri? Sono il capo comune e le me diritto con io seste cagnare. Già che vuole sapere, vi dirò che subito dopo di snar, nando drea ai miei misteri, senza che nessuno mi spensessa, ho ciappato sul fatto le caure dell'Abramo e del vostro Piganel. Se specifica adesso. Come? Cos'è che avevi detto? Ah? Sì, non stevi neso dalle nuvole. Ho ciappato le caure e del vostro vignale. Sangue d'embis, ma questo è il colmo. Oh, me par che arrivo a proposito. Me le robe dico,
Bisogna proprio farvi dei capelli, signor guardia. Pian pian. Ah, che pian d'Egitto. Non so cosa che me tegna da non darvi do lasagne, bel bulo. È la maniera da torsela con il matelò che non ragiona. Doveva attenderghe. Le caure le gara scampate, poret. Se non mi sbaglio, l'ha fatto il suo dovere. È il suo dovere in corno. E non gada slungar le mani. Son miso pare. Va bene, va bene, va bene. Ma me la sai parlare sì o no, dico? Prima degli altri mi tocca parlarmi. Mettila via con quelle arie. Non permetto che mi sia mancato di rispetto. Questo è l'ufficio del comune. Ruvala. Finila voi piuttosto. Oh, ben dico. È ora di finirla con quell'alfa che avete tutti doi. E vi ripeto che so pare son mi. Che se che da darghe una lezione, son buon da far quel che mi tocca. Non è mica il princar levo o sgnazza. O son te miu vecchio per niente. Ma è una roba. Le arriva qua che tremava come una foia. E quasi non veniva neanche al fianco. Impari a trattare con la zen, bambim. Elo, signor segretari, che lei veniva vecchio doveva difenderlo senza darghe sulla voce come in galetta. Ostion, quanta voi po' signor Lisandro, dava un po' da fare i conti. Oh, dico, guardate che non occorre che la toleghe su si alta e pensa a pagarmi i danni Culo. piuttosto. Ma Rocco, Avevi sentito? Ah? lo mandaghi un'altra volta, forse vedis de sì. Hai vetacati come do cagnotti. Cosa? Cagnota mi? Ah sì, se lo bendico delle altre. Ma caco, ricordate piuttosto che son sta mia a farti dare un pane in mam. E che se non che fusa sta mi, non te saresti al posto che te sei. E forse sarebbe meglio. Non occorreva mica che me la tresse sul piano. Finira, che se gobo. E adesso a noi due, signor capo comune, se vuole proprio che veciamo col vostro titolo, compra con una gionfa de bigoi. Se insomma sto posto è per volontà dei paesani. E ve imbriaga, perché ve daga il voto. Finila se non vi fa chiamare. Ma in dove? Nella che faria volintera, 24 ore, pur de cavarmi la spisa e de struccarmi le sigole sotto gli occhi. Voi altri? Né fora né di là. Hai paura che pare via. Ma anche se fosse grande il doppio se invece che una lingua che ne avesse due. Per me, ve. O di che neghe di fora e basta. Continua a dirlo ancora. Buon. Di là, dai, da bravi. Vorrei sapere perché l'ave parati via. Se che avete a parlarmi a me, non occorre che senta gli altri. E se vuole parlare con gli altri, non fa bisogno che resti a chi mi. Ben, vi dirò come che la è, sceta e neta. Parla pura. E le sbrigave che non ho da perdere. Avete da sapere che l'è una storia lunga. Corta o lunga che la vegna fora o ben papinè adesso. Oddio, è sbagliata e se non fosse volta via al sera senza proposito, quando che in consiglio ho scomessi a dirvi quel che ve veniva. Sonna per non mettervi le mani addosso. Ah, non correva, non correva, no. Volè o non volè dire quel che avete da farmi sapere. Si tratta dei interessi del comune E a qui che ho sempre pensato a me e non mi occorre d'or. e del coseno del paese. Anche a quel che ho sempre pensato. Dritto o stort senza tor consigli. E quando saresse il che la saria nada storta? Quando è sta deciso di far studiare il medico coi soldi del comune. Ma volete tornare da capo, dico? Ah, senti, ascoltemi, e senza imbestiarvi. Opine che il comune gabbia di spendere e spander tutta l'eternità per far studiare il medico o non è una balossada? Quando si studia non si può impiantare lì a metà. Le scuole bisogna farle fortute, no? Ma è ormai 10 anni che il Matelle è all'università di Innsbruck e in 10 anni sacranom se podria acciappare la laurea anche de professore, no, de mode medico, no. Cosa ben dice? Dico che sente un gran terrore che parla fuori da una serabutana. Si capisce che siamo venuti al mondo per copartera. Ah, non so mica se chi che ha salo semole nella testa de noi due. Ascoltemi, mi metterò a conoscenza di quel che son venuto a saper da me fiole il settimo, quel che è venuto a castidì e che l'era for lì sotto la cagna. E il megabudit, che vos ne ho, e il nibale, quel che studia coi soldi del comune, e invece che essere fuori a Innsbruck e va a scuola, la trova la vigna e le for che il fa ballare l'ors e l'orsa. Ah, non è che calunnie. Calunio no, le ora che la vegna messa al ciaro. E par che ho parla ciaro e vi saluto. Fermavi, Adamo. Ma cosa? Ma cosa far? Sentime, cosa si potrebbe fare poi, secondo voi? Ah, mi caro, sono un contadin, o potera, e reputo di non coglierve dar consigli a voi che sei il capo comune. Ma senti, Adamo, sbagliar po' di voi e sbagliar po' anche a me.
cosa si potrebbe fare per precisare se il Nibale è il fa pulito o cosa? Za che la volè, mi diria di andare fuori a dar nocciata, o meglio, devo andare a commissione. Ah, l'idea è buona, proprio come che pensava me. E vi dico che ho già deciso che vada una commissione sul posto a fare le debite ricerche. Chi è che va? Ah, mi naturalmente. Mi tocca andare perché sono il capo comune. L'era, ad aspettarsela, l'era. E poi potreste venire voi, per esempio. E le spese? Ah, vi avete pagati e poi si trarrà fuori la sua tangente. Cosa vi pare? Sì, sta averia ben da fare. Ma quando lei cosita no posso dirvi di no. Bisognerà trovare il terzo. È Nardo che si arrangia quel tuo disco. Quel bulo lì. Ma non stai torve la conilo, no? Guardi, per contraccambiarvi dell'avvertimento che mi avete dato, sererò noccio anche per la contravvenzione del pascolo abusivo. E se proprio non vuole, se non vuole il Nardo, potrebbe venire il segretario, no? Ben. Uno o l'altro, lei li stesso. Per non far torti a nessuno che avrei le brusche. Fai come vuole. Allora, entrate anche fuori le brusche, ci metti dentro. Nardo! Beniamino! Vieni avanti. Ecco chi viene. Che cavi al segretario che le puvecio. Dico, segretari, qua la volechi. Che gira il Narodela? Avanti, che la questione è seria. Che viene a brusca chi? La brusca? Per cosa? Pian, aspetta un momento, aspetta. Dico, Adamo, qual è la buona? La bulunga? Perché il viaggio è lungo. Ah, allora avanti, sì. Che cavia il guardia che le può fortunare? Fortunà? Come? Oh, il caviaelo. Insomma, le decidesse o no, dico gli altri due. Bravo segretario, ecco qui, sì. Così mi piace. Ecco. Qual è qui? Ah, la più lunga. Guarda anche con gli altri. È la più lunga, no? Sì. Ecco, Sì. allora l'hai deciso. Veni voi. Così la commissione decide di partire alla volta di Innsbruck. Intanto, in una birreria di quella città, Nibale ed alcuni suoi amici studenti si ritrovano ignari del pericolo che incombe. E non si sta ancora? Non sono sta buono da spiarvi tutta la giornata. Avete trovato una buonanima che va a segnare la strada dell'università? Meglio, caro, meglio. Ah, ho capito. Ma poteva avvertirmi che poteva venire anche a me in compagnia. Dopo aver sdugato i sogni tutto il dopo di snar, aver fatto merenda in buona compagnia. E quando si tratta di pagare, è salta fuori una basa come al solito. E se nadi fos lì, sì. Sì, perché la paga tutta il Nibale per festeggiare l'arrivo della mesata del comune. Ah, eccolo. Lupus in fabula. Chi è che mi cerca? Ah, eccolo lì quel che strasta i banchi dell'università. È il reprobo della compagnia. No, caro, te sbagli. Ancora non l'ho neanche visto il portone. Davvero? Allora mi tolgo il cappello e ti domando scusa. Ah, si sa bene. E ti assicuro che ti ritengo degno di starmi al fianco come il più buon amico di studio. Quando si arriva all'università, cari, è una fortuna arrivarvi. Bisogna approfittarne per cercare denari. Quanti anni si può? Ricordarsi anche che sarebbe un delitto quel di serarsi dentro un tenaula a respirare di continuo l'aria infetta. Tentato suicidio, pecca contro natura, la quale la volla un libero e giocondo. Per sto motivo l'università segue proprio quando non si sa più come fare a ammazzare il tempo. Birra e musica allora, dai, Ah, te hai forza! ragione. Fermi, è arrivato un telegramma, l'è per te Nibale. Per me? Sì, to. Ciappa, è appena arrivata a Verzelo che l'assemblea qui la ga diritto de saer. Non sarà mica qualche disgrazia? A cosa te salta a me? Mi sento un smissamento nel stomaco. Sarà la birra, voi che ne zamite? Le bean come una pezza. Gesù Maria, lei finita? Cosa? Che? Sono rovinata. Le sei? Ma dammi a me. Per sta piccolezza qui? Senti, te fide di noi. Ma cosa è lo? Dunque, senti, è il capo comune del suo paese
La telegrafa che l'arriva chi stasera col treno delle 8. E ostrega. Pordiaola. Che disgrazia. Oh, me par che non che sia da farsi meraviglia, vero? Dopo 10 anni che il Nibale, la chi che il Strussia, che il Sedes fa per studiare, me par che anche il capo comune del suo paese, che paga tutte le spese, e il Gabi ha un certo diritto di essere informato come la vaga. Bravo, dai anche ragione. Tasi che non è ancora finito. Ascoltame, che bisogna affrontare la situazione col coraggio e la forza della nostra gioventù. Sei d'accordo tutti? Sì, cosa che da fare? Attenti allora ai miei ordini. Ti, Nibale, va dritta in camera, fichete in tellet e non sta a muoverti finché non si venirà a cercarte. Ma per cosa? Se ti obbedissi buona e se no... Ah, buono. Oh, subito a Paion. E ti, Bruno, compagnelo a casa. Il tranoreta è chi pronto ai miei comandi. Ben rangià, mi raccomando. Procurate dunque una canetta e un bel tabar. A capì? Ma per cosa? Ah, ma sarei curiosi. Fideve, basta, no? Aria adesso, aria. Mi intanghe vago incontro a sto capo comune, che le 8 le za passate e il treno il sarà già in stazione. E prega che la vaga bene, se no le galera sicura potei. Di lì a poco. Prego, vi passa avanti, noi faga complimenti. Prego, uno alla volta, davanti, mica sono il capo comune. Gli altri due, venime tre. Alla stazione Achilla da 10 volte che io è il capo comune. Questa è l'università. Ma non vedete che è una birreria, dico. Se comoda, signori, avanti. Mi saria favorevole. Aspetta, ma vuole che dica che sei venuto per togliere una spanzata? Bravo. Mi mangeria le tripe. E che ne anguilotti. Aspetta. È meglio che tu l'intengresti il col gola, scrive. Finte come il che dice il capo comune. Che meglio Me digami che ordino per tedesco. Allora, signor, che ne porti a 3 decaldi con 3 belle porzioni di golas col gristel. Va bene. Panetti e poi all'internota che mi pare che non si che vedi a Va chi, bene. no? I signori chi? I desidera da mangiare da bevere. Sì, Fate sì. bottiglie e tramine, va? Forza Sepl. Sì, qui va bene. I sarà stracchi, signori, eh? Stracchi, sai, non si può dirlo, ma insomma, il viaso, il balamento, la ferrata, così. Comunque chi è subito pronto, eh? Se avesse senza veste, ma sa bene, il telegramma le arriva tardi. Ma guarda, ma sì. se l'avevi battuto buon'ora. Chissà, fatto sta che rendrio a sortir dall'università quando il Nibale la ciapà e che è proprio rincresuto di non potervi venire incontro, perché stasera gana lezione di anatomia. Oh, poretto. Cosa che fai? L'atomia? Ah sì, vuole che gli rida. E l'ha ben provato mandarghe al retor per averghe libertà. Sì. Ma il retor la di che non si poteva rimandare la lezione a domani, l'MPK. E voi allora? Caro, mi studio legge. Sì. Ma come dicevi l'avanti prima? Sì, son venuto, Sì. dicevo, alla stazione perché il Nibale impedì e il m'ha pregato di farle soveci. E il retor, visto che non poteva lasciarlo in libertà, l'ha pregato, signori professori, di venire chi più tardi a farghe compagnia. A noi? Sì, sono d'accordo di spiegarli chi, E quando si potrà parlare con il retore? E stasera no, no. perché a norma del regolamento il poll receiver demò la mattina. Sì, ma signora, forse trattandosi di foreste, ecco. venuti da lontano. Sì. Capisco, ma le regole, cosa volete? Dico, sta nota allora. Cosa? Se tollera una camera? No, noi si tocca pensieri, Se crede, me incaricherò mi. Gli faria una grazia. Ma volentieri. Sì. Oh, ecco il gol a sui Gristel. L'era ora. Ma senta, sti professori, quando i ven manieresi in bocco manca loro? Beh, credo di sì, perché i ven diretti dall'università. Sarà nostro dovere. Mangerei un'altra volta per fargli compagnia. I poretti, sì. Salute allora. Salute. Ma sai, buon appetito. Buon Ecco. appetito. Sì, Sì. grazie. Nella stanza degli studenti il giorno dopo. Poche ciacere, non che tenda a perdere. Adesso, gambe, via. Voi due, ne subito alla birreria. Guardase gli elevati e, se i dormisse ancora, farli desmissiar. I spettà e i porta chi da mi. Ne là. Fare meglio che se pol. Pur de no aver rogne. Il Pino, un duello. Chi sa che? Ma
cosa vi fa su? Giostra completa, caro. Ma cosa è successo? Quel che noi credeva loro, caro. Mi zio, e gli altri? Una balla generale. Cosa? E io parla di ti, i gadi che te tedeschi da studiare. E loro a bevere a tutti i versi. Che scene. E seppel la svoitana selva de E bottiglie. ancora? Ben il retor. Ma da fuori del cervello. Guarda che bei baffi che ci ha messo. Che bella truccatura. Presti, demi la telara e la montura. Ma cosa fa? Caro, te il dirò dopo. Ti, Nibale, van la tua camera. Zitto, Ti, Severino. Psst, aria. E mi? Ti te vai col Severino. Senti, forse è meglio che ti toghi una carrozza, che la zen non la veda, sai bene, no? Boh, via tutti adesso. Svelti. Nim, Aria. che Dio ne la manda buona. Ma senti, ascoltami. Dentro la tua camera. Marsh. A momenti, Yeki, capisci? Ne piamo che non mi incupita. Senti che venta. Sì. Non so mica bevuto. Secur, Pantero. Battomi. Sì. Aprite. Con permesso. Avanti, avanti. Volevi sotto il cazzo. I signori sono pregati di inchinarsi. Piega la gova. Dite, chi sono quei dessi? Questo è il signor Lisandro, primo cittadino del paese del migliore studente nostro Annibale Gaudenzi. Ah. Ecco, sì, sono mi quel signor. Sì. E questi i suoi compaesani. Seggano. Grazie. A noi perché il tempo è prezioso, poiché se torna il sole, più non torna il tempo. Orsù mi dite. Ma signore, Nemo, non tartagliarvi. Parla, bambino. sì, saressimo venuti noi tre, mi e loro due. Da bravo. Autame, chi? Autame. Voi della commissione. Quei della commissione, ecco sì. Mi nella mia qualità di capo comune, Ma rettore. dei che se sa. Sì. Per andare in font a vedere se in font se me ne ho il Nibale e il fa polito chi vea. Se invenzi, Sì. le vera che il Matel, le chi che il vive a sbaffo de San Villan. Orrore! Ecco, che aveva una capellata. Allora parli voi. Sì. Senti, signor, si tratta che la damo chi, le quelli si vede. Sì, son La budit che il Nibale e saria chi all'università a mangiar nugole. Capisce? Le mie parole rischiareranno le menti. Annibale Gaudenzi, il vostro giovane astro, non potrebbe far meglio. È la colonna magna dell'università nostra, la speme mia e della scienza tutta. Ven for qualcosa. Fia questo onore e vanto del paese vostro. Ed io a voi mi inchino, primo cittadino di vostra terra, e agli secondi vostri qui. Se noi questi. Questo è il momento più bello della mia vita, signor. Chi è che l'averia mai detto? Io vi congedo, il dovere mi chiama. Professore, accompagni i signori in parlatorio che possano incontrarsi con il caro Annibale Gaudenzi. Signor, e il perdonia. Il Bardia, il Togia, Eh. l'ena piccolezza. La setia e il buon cor, chi che la Grazie, rovina, grazie. Ovi paesani e... Obbligatissimo. Signori cari, addio. Rivedisco. O se è qui. Rivedisco. Lei fora, vei mago. Cosa te pare? Lei nada come noi credeva lori? Cosa ho che ti dica? Ti ringrazio perché in fondo sta commedia lei è successa a fin de ben. Non capisco. Senti, ho imparato a capire che mi vuol bene. Che in me ripone tutte le sue speranze e dentro di me vede qualcosa di superiore. Allora, ascolta, in coscienza non posso continuare la vita del balandra alle spalle del comune. Bisogna che mi cambia, che diventa un altro. Ma sei mat? Ti giuro, Pino, che per stan che ven sarò dottor sul serio. Teatro
Teatro Trentino, mezz'ora in platea. Avete ascoltato Quel che noi credeva lori di Mario Paoli, nell'interpretazione degli attori del Club Armonia di Trento.